Senta direttore, io non sono molto avvezzo agli strumenti informatici, no? O meglio a delle terminologie che essendo fuori dal mondo, dai tecnicismi, diciamo così, finanziari e previdenziali, quindi capisco forse poco. Voi che chiaramente spiegate in maniera efficace e chiara, ma se io proprio non dovessi capire quello che è scritto sul prospetto delle prestazioni pensionistiche, ovvero non mi è ben chiaro la mia situazione contributiva, come posso fare? Posso scrivere un'email, alzare il telefono, voglio dire, lei auspicava giustamente dei ritorni in azienda, no? Per delle assemblee, ma nel caso io non riuscissi o volessi magari cambiare anche quello che è il mio profilo previdenziale con voi, come posso fare? Spero proprio davvero che il prospetto delle prestazioni induca ciascun iscritto a fare le riflessioni che tu hai ipotizzato e che dunque ci contatti per telefono, naturalmente i recapiti telefonici, mail e di sportello sono tutti indicati nello stesso prospetto che il lavoratore ha ricevuto, quindi è abbastanza facile individuarci, intercettarci e che possa manifestarci ogni tipologia di quesito, di dubbio, affinché lo si possa risolvere assieme relativamente alla parte finanziaria, contrattuale, fiscale o quant'altro. Siamo davvero a disposizione e vorremmo cogliere con efficacia questo momento, così come accade ogni anno da tanti anni, insomma. Mi permette un'ultima riflessione, direttore? Mi ha fatto particolarmente piacere, e riprendo questo punto perché voglio evidenziarlo, il ritorno all'assemblea, il contatto con la gente. Ci siamo un po' disabituati, anche per voi è importante, siete la natura del fondo, è il fondo della gente, quindi anche il dialogo, il capire le esigenze per lei e per voi è importante? Beh, per me personalmente sì, perché tra l'altro lo sento anche proprio dal punto di vista personale, ma non voglio personalizzare questa questione o questa conversazione. È chiaro che il Fondo Solidarietà da sempre fa del contatto anche a tu per tu con gli iscritti un elemento di forza. Abbiamo imparato in questi 2 anni a gestire le comunicazioni online, così come i nostri figli hanno imparato a fare le lezioni in DAD, ma così come mio figlio preferisce andare a scuola e Sì. incontrare i suoi compagni, noi crediamo che anche professionalmente sia meglio un incontro di persona attraverso il quale si possono cogliere sfumature che magari la tecnologia non sempre ci consente di apprezzare. Direttore, siamo in conclusione, la ringrazio moltissimo per queste utili informazioni che ci ha dato. Le rinnovo l'appuntamento per il mese prossimo, le auguro buon lavoro a lei e a tutto lo staff di Solidarietà Veneto. Grazie Claudio e un saluto a tutti gli ascoltatori al prossimo mese.